Dopo 34 partite, 3060 minuti, siamo alla resa dei conti. Chi vince prosegue, chi perde va a casa. Serie D Girone E, Savona Lavagnese, benvenuti. Inizia forte il Savona, palla per Murano, che in area la difende e viene esteso. Decisione, nulla di fatto, si continua. Rivediamo insieme l'occasione degli striscioni. Rigore negato o decisione corretta? A voi la sentenza. 27esimo, ancora Savona e ancora Murano, si coordina, fuori di poco. 31esimo, calcio di punizione, parte Pasqualini, sul secondo palo Ferrando non sbaglia, primo gol stagionale per lui nella partita più importante dell'anno. Savona in vantaggio, è 1-0. 43esimo, contropiede Lavagnese, palla Tognoni che finta il tiro, si accentra ma Prisco è miracoloso. 44esimo, episodio da rivedere, palla per Bacigalupo che la butta dentro ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Rivediamo insieme la posizione di partenza dell'attaccante, a voi la sentenza. Inizia il secondo tempo e Bomber Murano si trova tu per tu con il portiere, ma spara alto. Angolo Savona, la palla danza in area, arriva Pasqualini, ma la palla va alle stelle. 95esimo, ultima occasione, palla spiovente per Currarino, ma Prisco ancora super e sventa il pericolo. Gioco, partita incontro per il Savona. Ora l'avversario da battere si chiama Massese.